Anche una cena può diventare un luogo che genera valore anche per lo spirito. Il sesto Festival della Dottrina Sociale, coordinato dalla Fondazione Toniolo, che si è concluso domenica al Cattolica Center di Verona, ha portato a tavola 14 personaggi per riflettere insieme sui temi della condivisione, dell'amicizia e della diffusione del bene tra la gente. Un messaggio di Papa Francesco ha concluso il festival. L'isolamento, dice il Papa, sviluppa paura e diffidenza. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere guardati, chiamati, toccati, interpellati. Siamo noi che abbiamo bisogno degli altri per poter essere resi partecipi di tutto ciò che solo gli altri ci possono dare. E tra gli ospiti del festival c'era proprio il responsabile della comunicazione della Segreteria di Stato Vaticana, l'uomo che racconta la vita del Vaticano e del Pontefice. Certo, questo Papa è un Papa che ci abitua anche a una modalità molto friendly, molto leggera di comunicazione, che non è semplicemente negli strumenti che usa, appunto la telefonata, la lettera, gli incontri, ma è proprio una comunicazione che va al cuore dei problemi. Diciamo che è un Papa che che ama essere in mezzo ai problemi senza essere lui al centro. Lei si occupa della comunicazione per la Segreteria di Stato della Santa Sede ed è assolutamente un ambiente da dove sono passati anche recentemente accordi molto importanti, penso a quello che il Papa ha fatto con Cuba per esempio, quindi dovete gestire situazioni molto diverse tra di loro, molto complesse. Sì, sono proprio diverse e complesse perché abbiamo tutto un apparato di segreteria di Stato, di diplomazia dello Stato della Santa Sede che sa compiere dei passi giusti, dei passi che sanno andare alla velocità dei rapporti e della verità dei rapporti personali che si instaurano. E proprio grazie a questo si è concluso appunto l'incontro con Kirill, sempre a Cuba all'aeroporto, la visita del Papa a L'Avana e da lì l'ingresso negli Stati Uniti d'America, quindi diciamo è la forza di un uomo che crede nei piccoli passi possibili attraverso le relazioni personali. Recentemente un passo molto importante è stato fatto anche tra le chiese con l'apertura di un dialogo che sembrava impossibile con il mondo luterano. Certo, molto importante è stata la commemorazione dei 500 anni appunto delle famose tesi di Lutero. D'altra parte l'aspetto del dialogo è un aspetto fondamentale per Papa Francesco, per tutti i papi, ma in particolare per Papa Francesco che ha scelto appunto il nome di Francesco. E Francesco vuol dire pace, vuol dire amore per la madre comune che è la terra e vuol dire appunto, ricordando il viaggio di San Francesco dal sultano, la capacità del dialogo, perché con il dialogo si creano ponti e si crea amicizia. È difficile stare al passo con Papa Francesco? Diciamo che cerchiamo di mettercela tutta.